oppure ucciso dalla mafia? Il primo che mi viene in mente. Tutti diremmo Libero Grassi, perché Libero Grassi, a differenza del dottor Giuseppe Tragna, quando è stato minacciato dalla mafia, decise di andare in televisione a parlarne, di andare a denunciare in televisione. E quindi tutti noi ci siamo affezionati a quest'uomo compito, elegante, dolce, con lo sguardo serafico, che diceva che lui aveva detto no al pizzo. Quando poi lo abbiamo visto riverso nel marciapiede sotto casa con il rivolo di sangue a serpeggiare tremendamente, ci siamo un po' tutti non solo addolorati ma anche commossi, perché era diventata quasi una figura di casa, come posso dire. Giuseppe Tragna no, Giuseppe Tragna ha fatto un'operazione inversa, permettetemi di dire, Gero e Mariella, lo ha fatto per proteggere anche loro, ha preferito non denunciare, ha preferito tenere la famiglia protetta sotto un'ala metaforica, dicendo loro niente, sono camurrie di lavoro, usando proprio questa espressione, li risolvo, sono camurrie di lavoro. E oggi la mia cara amica Mariella non deve avere questo cruccio quasi come un rimorso, perché io lo so che ancora oggi, e adesso la sentiremo, ancora oggi lei ha questo rimorso, ma se io lo avessi fatto parlare, gli avessi fatto dire, forse si sarebbe potuto salvare. Non lo so Mariella, non lo so Gero, perché noi purtroppo siamo figli di una società in cui la mafia ha ucciso anche le persone più blindate e le ha uccise nella maniera tragica e dolorosa che tutti conosciamo. Allora io approfitto di questo momento, che è molto toccante ed emozionante per me, per chiamare qui con me proprio Mariella e Gero Tragna, che sfideranno la loro emozione e che con il vostro permesso vorrei che venissero a darci un piccolo contributo. Venite qua Gero, venite qua Mariella. Mariella mi ha immeritatamente concesso il grande onore e privilegio di darle del tu. Io ho insistito che mi veniva difficile. Ecco, Mariella, in quello che ho detto, pensi che sia aderente alla realtà? Cioè, nel senso, tu lo hai superato questo momento doloroso in cui pensi che si poteva fare di più? Buonasera a tutti e grazie. No, non l'ho superato. Io ogni volta è sempre più difficile parlare di questo, perché l'emozione ha il sopravvento. Comunque io non l'ho superato assolutamente, mi rimane sempre questo cruccio nel cuore, quando un giorno lui forse avrebbe voluto dirmi qualcosa. Ma siccome non ero sola, c'era mio padre e non mi era sembrato il momento, ho rimandato alla sera e il momento magico era passato. E sicuramente se avesse parlato, io penso che qualcosa avremmo potuto fare, almeno io avrei detto di fare qualcosa. Ma purtroppo questo cruccio e questo rimorso me lo porterò per sempre per non averlo fatto parlare nel momento in cui lui era stato disponibile a farlo. Io su questo stesso argomento, che è molto intimo, molto delicato, lo capisco, però vorrei che si esorcizzasse in qualche modo. Anche tu, Gero, sei convinto che occorresse in quel frangente, in quel momento storico, farlo parlare di più, perché forse sarebbe servito? Buonasera, penso di sì, se magari non è quel determinato giorno di cui parla mia madre e tu parli nel libro, anche qualche altro giorno prima, perché lui mio padre è morto a luglio, verso marzo ha iniziato a diventare taciturno, poi col passare del tempo non voler uscire più di casa per paura, quindi magari se noi fossimo stati forse un po' più pressanti, forse lui avrebbe parlato, si sarebbe arreso magari a noi, solo che noi infatti non lo sappiamo, non lo sapremo mai. So che magari, come hai detto tu oggi o qualche altra volta, non ricordo, non è che potevamo sapere,
cioè, neanche mio padre sapeva a cosa sarebbe andato incontro, quindi magari è come mettere i problemi, rimandare sempre il momento della risoluzione dei problemi. Aspettavamo, ma col senno di poi avremmo appunto dovuto costringerlo a parlare. Quindi non è, mia madre giustamente ha rimorso per quel giorno a tavola, io posso avere il cruccio di dire perché non l'abbiamo fatto parlare, ma io avevo 18 anni, mia sorella aveva 15 e ragionavamo con la testa di due ragazzetti, cioè ci vedevamo la stranezza, però non potevo mai pensare che successe qualcosa di così tragico. Grazie, pensate, sono passati 36 anni, c'era ne aveva 18, aggiungete 36 anni. Torneremo a parlare ancora dopo. Prego, andiamo avanti con il terzo momento. Allora, questa volta 1000, 1, 2, 3. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu, resta un attimo, soltanto un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. Squadra gialla, tocca alla vostra domanda. Peppino Impastato ha avuto il coraggio di denunciare la mafia che viveva letteralmente a 100 passi da casa sua. Anche il protagonista del tuo libro fa delle scelte difficili. Da dove nasce secondo te il coraggio di un uomo per bene di non voltarsi dall'altra parte pur conoscendo i rischi? Recentemente mi è stato chiesto in una presentazione di questo libro una domanda che può apparire banale e che potrebbe anche fare il paio con quella che mi è stata proposta adesso. Cioè la domanda è: chi è un uomo per bene? Ora, provate a rifletterci un attimo. Chi è un uomo per bene? Allora, se la vogliamo dire con l'approccio un po' giuridico, un po' filosofico, con una base culturale seria, l'uomo per bene è colui il quale decide di vivere nella società rispettando le regole del vivere civile, cominciando, come dicevamo prima, dalle fondamenta. Poi ci sono le persone che nella loro vita si intestano battaglie che non sono soltanto il rispetto delle regole civili, ma sono le battaglie di denuncia di chi non rispetta le regole civili. Così ha fatto Peppino Impastato, che nonostante fosse figlio di un mafioso acclarato, si è sganciato da queste logiche, come immagino tutti sappiamo, conoscendo anche attraverso quel meraviglioso film I 100 passi citato nella domanda appunto, si è reso conto per indole, cioè lui, il figlio di un mafioso, non è detto che debba crescere subendo l'onta disonorevole della mafiosità di famiglia. E infatti Peppino Impastato è l'esempio più eclatante, si è smarcato da questo tipo di cultura e non guardava in faccia a nessuno, neanche quell'uomo così potente che viveva a 100 passi da casa sua. Forse lui in un'epoca un po' complicata, in un segmento storico molto difficile, ha osato andare oltre, perché non si limitava soltanto a denunciare, ma sbeffeggiava anche Don Tano seduto, no? Come lo chiamava. Quindi, provando a tracciare un parallelo, Pino Tragna era, è stato ed è, con la memoria collettiva che ci lascia, un uomo per bene, semplicemente perché nel suo ruolo delicatissimo di direttore di banca, e ora veniamo ad addentrarci più nella storia, ha scoperto in quella banca, dove prima era andato come ispettore, ha scoperto degli imbrogli clamorosi, ma non soltanto il valzer di assegni trafugati, assegni poi cambiati, taroccati, ma ha scoperto che c'era una certa gestione allegra con, purtroppo, perché senza i complici non si fanno le cose, c'era anche qualche funzionario complice, funzionario che poi gli ha voltato le spalle quando lui ha scoperto quello che c'era da scoprire e non si è voltato dall'altra parte, non si è piegato agli interessi mafiosi. Quindi lui non aveva da inventarsi
da reinventarsi persona per bene. Lui già lo era perché c'è un aneddoto che con l'autorizzazione della famiglia ho riportato nel libro, che vi fa capire cosa significa essere anche uomini per bene. Ve lo racconto velocemente, lo riporto nel libro perché appunto loro me l'hanno raccontato. Un giorno di molti anni fa Pino Tragna va al supermercato a fare la spesa e si porta dietro i suoi 2 figli, Gero e Ilaria, piccolissimi, i quali vanno senza farsi accorgere dal padre nel reparto dove c'erano i cioccolati di cui erano ghiotti e si riempiono esatto, erano tutti quelli del Mulino Bianco di cui andavano ghiotti, e si riempiono le tasche dei giubbotti. Ma voi immaginate l'innocenza di quell'età che vedevano queste cose. Ora, non è che giunti alla cassa li abbiano dati al padre, sono usciti loro per andarsi a mangiare. Quando il papà si è reso conto di cosa avessero in tasca, ha fatto una cosa semplicissima che chiaramente faremmo tutti noi, per carità. Li ha riportati indietro e li ha invitati a rimettere a posto tutti quei cioccolatini. Ecco, persona per bene molto semplicemente vuol dire anche questo. Quindi io ho raccontato la storia non di un eroe civile, perché se voi ci riflettete, quando una persona muore automaticamente diventa un eroe perché è morto. No, Pino Tragna non era un eroe, era una persona per bene, che è un po' diverso, che non ha sfidato chissà quali grandi organizzazioni criminali, ha fatto il suo dovere di non piegarsi agli interessi, se poi quegli interessi erano di persone cattive, di criminali, di mafiosi in questo caso. Ma l'onta disonorevole che ha subito quest'uomo, che ha costretto la famiglia a dedicare il resto della loro vita non tanto a inseguire giustizia, ma quanto e soprattutto a riabilitare la memoria del loro congiunto, quando il collaboratore di giustizia che aiuterà nelle indagini gli investigatori si inventa letteralmente come movente che Pino Tragna doveva essere ucciso perché era un pedofilo. Ora la mafia fa questo genere di mascariamenti come ci ha abituati nel corso della storia, e questo stesso pentito ha impiegato altri anni ancora per poter dire davanti ai giudici: mi sono inventato tutto, non è vero che era un pedofilo. Ma nel frattempo gli anni passavano e la famiglia, già addolorata, come non si può capire se non si subisce un dolore di questo tipo, per la morte del loro congiunto, ha dovuto subire anche questa onta disonorevole e si è dedicata anima e corpo a combattere contro questa calunnia, per vedere affermato un principio che era un loro diritto, e cioè che Pino Tragna era una vittima innocente di mafia. Ma sono successe delle cose incredibili. Io stesso, che pur mi picco di fare il giornalista da tanti anni, quando non solo me l'hanno raccontato, ma mi sono anche documentato con le carte giudiziarie e le ho lette, io stesso, credetemi, stentavo a credere che il nostro Stato, il nostro Paese abbia veramente inflitto una pena di questo tipo alla pena dolorosa di una famiglia per bene. Gli hanno fatte passare di tutti i colori, perché nonostante le sentenze della magistratura, lo Stato con il suo organo esecutivo, il Ministero dell'Interno, continuava a non voler riconoscere i crismi della vittima innocente di mafia. E come è stato ricordato prima, tutto ciò è accaduto finalmente dopo ricorsi e controricorsi nel 2021, quando Giuseppe Tragna era già morto da 31 anni a combattere contro questo, e penso che sia veramente più che sufficiente per far capire e rimarcare l'ottusità dello Stato. Allora bimbi, è l'ultima volta che la cantiamo, quindi vale 3.000. 1, 2, 3. Prima di dire, di giudicare, prova a pensare, pensa che puoi decidere tu. Resta un attimo soltanto, un attimo di più, con la testa fra le mani, pensa. Tocca alla squadra verde. Rosa Balistreri cantava il dolore della nostra Sicilia, ma anche la sua profonda rabbia verso le ingiustizie. Carmelo, nel tuo lavoro racconti spesso una Sicilia fatta di luci e ombre. Come si fa oggi a non rassegnarsi ad amare questa nostra terra che non sente, aiutandola a cambiare meglio?
Questa è la domanda più complicata perché è vasta la possibilità di risposta. Oggi io dico che per fortuna intanto ci siamo lasciati alle spalle quegli anni tristi e dolorosi. Vedete, io probabilmente vi sorprenderò provando a rispondere a questa domanda dicendovi che io non faccio parte di quella schiera anche di miei colleghi che sostiene che oggi non si ammazza, non si spara, non si ammazza più perché la mafia si è saputa infiltrare bene, hanno raggiunto gli equilibri con le istituzioni e via dicendo. Io invece la penso un po' diversamente e vi invito a questa riflessione. Io credo che non si ammazzi e non si spari più, principalmente non perché è stato raggiunto l'equilibrio, ma perché non ci sono più gli stragisti di una volta, perché sono o morti nelle carceri perché prima o poi lo Stato arriva e ci mette molti anni ma arriva, oppure perché sono sepolti ancora in galera. Io voglio solo ricordarvi che quegli anni tristi e dolorosi sono stati innescati dalla follia stragista di quel bovaro di Totò Riina, il quale un bel giorno si mise in testa di prendersi non solo Palermo ma tutta la Sicilia, quindi andava dai vecchi capi di Cosa Nostra e diceva o con me o contro di me. Se quello faceva il buono lo posavano, lo mettevano cioè da parte, se invece quello si ribellava lo ammazzavano per evitare di avere un nemico successivo. Tutti quelli che sono rimasti posati poi si sono coalizzati tra loro, hanno cominciato nei paesini della nostra provincia, Palma di Monticaro, Canicattì, Calmuto, un po' dovunque, a prendere picciuttazzi che non avevano né arte né parte, non avevano cultura, e li ha strumentalizzati per fare la guerra a Totò Riina e ai suoi accoliti. E questa è in sintesi la storia della guerra di mafia. Una volta liberatici di questi personaggi non c'era più motivo di fare guerre di mafia. Ora è vero, ci sono ancora le infiltrazioni, noi stessi ogni giorno diamo notizie di 'ndrangheta